Aule dei tribunali vuote ed astensione degli avvocati dalle udienze. Continua ancora oggi per il secondo giorno lo sciopero proclamato dall'Unione Camere Penali Italiane contro le inefficienze della politica in ordine alla giustizia e all'emergenza carceri. Anche il Tribunale di Agrigento partecipa al secondo giorno di protesta promossa dall'Unione Camere Penali Italiane e quindi avvocati che si astengono dalle udienze. L'astensione è compatta, tutti gli avvocati del Foro Agrigentino e di quello di Sciacca si sono astenuti dalla partecipazione alle udienze penali proprio per manifestare un segno forte di protesta rispetto a quelle che sono le inadempienze che si registrano nel settore giustizia. In particolare noi abbiamo sollecitato il referendum per quanto riguarda la vicenda relativa alla separazione delle carriere, che è il nodo principale che le Camere penali da un ventennio a questa parte sostengono, necessitato dall'attuazione del principio della parità tra diritto e difesa, che deve essere conclamato attraverso una serie di strumenti che portino veramente una condizione di parità tra l'accusa e la difesa. La protesta proseguirà ancora fino a giovedì e poi quali altri programmi? Ma il programma è essenziale è che le Camere penali italiane incontreranno una serie di personalità politiche proprio per sensibilizzarle verso una riforma che sia veramente compiuta del pianeta giustizia, che è palesemente malato e che non si riesce a curare, perché gli interventi che sin qui sono stati fatti evidentemente non hanno dato nessun esito rispetto a quelle che sono le aspettative dell'avvocatura italiana. Ed intanto prosegue la raccolta firme per il referendum sulla giustizia. Il referendum che si chiede è un referendum che riguarda un aspetto soltanto del malessere della giustizia. La realtà è che la giustizia italiana non può essere giustizia limitata semplicemente a una condizione emergenziale del paese, giorno per giorno, perché le emergenze non finiscono mai e noi non possiamo avere una giustizia e una legislazione penale legata all'emergenza. Dobbiamo avere certezza del diritto, e certezza del diritto significa che se siamo cittadini europei dobbiamo avere in Italia il diritto che viene applicato e che trova attuazione in tutta Europa. Non può essere un enclave l'Italia, non può essere un paese in cui i diritti del cittadino ormai vengono calpestati, vengono disconosciuti, perché c'è uno stato di emergenza costante, continuo, che va cancellato, che va eliminato. Questo è il problema della nostra protesta.